Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Ifornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Alla Riga Monticeppi si affrontano Lecco e Virtus Vecomp Verona. Il Lecco vuole arrestare la striscia negativa di 2 sconfitte consecutive, ma la Virtus è reduce da 2 vittorie e dunque squadra in salute. Succede poco nel primo tempo. In avanti la Virtus con Pellacani, dentro il pallone viene ribattuto, poi ci prova da lontano il numero 10 Danti con il sinistro, ma non inquadra assolutamente la porta di Pissardo. Lecco in verticale, la palla per Buso calcia addosso a Giacomel. Questa è la migliore forse occasione del Lecco nei primi 45 minuti. Poi Ganz, la transizione dei blucelesti al 27esimo. Iocolano da sinistra. Iocolano cerca di rientrare sul suo piede il destro, prova il tiro a giro rasoterra o comunque basso, ma va molto lontano dai pali di Giacomel. 28esimo, dall'altra parte Metlica, dentro il pallone bene in verticale, la conclusione fuori del numero 32 Mattia Marchi, che ci prova al 28esimo. Ancora Metlica, metronomo nel centrocampo della Virtus. Poi Mazzolo, Verdanti, dentro con il mancino, prova una giocata complicata Marchi da terra. Non riesce però a dare forza al pallone. Poi si gira bene, prova la conclusione Pittarello. Senza possibilità però di schiacciare il pallone verso la porta di Pissardo. Dall'altra parte Iocolano. Ancora costretto ad allargarsi perché non ha lo spazio per il tiro. Il cross di Zeliak, il colpo di testa di Buso, non riesce però assolutamente a dare forza. 45 minuti di pochi tiri in porta veri. Inizio ripresa, subito la rimessa laterale, colpo di testa e poi Lora commette un'ingenuità. Rivediamo con il fallo su Marchi. La palla spiove dall'alto e va a colpirlo sulla schiena. Rigore che sembra francamente con pochi dubbi per Carrione di Castellammare di Stabia. Dal dischetto Danti spiazza Pissardo al 47esimo. È successo praticamente solo questo nella ripresa. Porta in vantaggio la Virtus Verona dal dischetto. Un episodio stappa la partita, come spesso accade in queste situazioni. Danti sceglie l'angolino a sinistra. Si butta dall'altra parte Pissardo. 1-0 per gli ospiti. Partita dunque in salita per i blucelesti. 60esimo. Sostituzioni anche a cambiare l'inerzia della partita con Kraja che entra dalla panchina e Kraja 60esimo lascia partire un missile che si insacca all'angolino. Giacomello vede partire tardi. Grandissimo gol di Erdis Kraja che porta in parità i suoi. Lo rivediamo. Nessuno va a contrastarlo, allora da fermo con grande potenza nel calcio con il destro. Kraja va a portare sull'1-1 il Lecco. La prima vera conclusione verso la porta di Giacomel di blucelesti, arriva da lontanissimo, dai 35 metri abbondanti. Dentro il pallone, colpo di testa di Pittarello, poi il tap-in a spiazzare Pissardo della Virtus che si riporta subito avanti con Faedo. Andiamo alla punizione, ancora una volta il Lecco subisce gol da calcio piazzato, si distende come può con il braccio e con la mano mancina Pissardo, ma Faedo è il più lesto di tutti. Qui però immobile la difesa del Lecco che continua a mostrare il proprio tallone d'Achille sui calci piazzati. Merli Sala, lungo, Mastroianni non ci arriva, poi Masini la lascia sfilare, si gira con il mancino, Giacomel risponde presente, un po' di affanno, mette in angolo. Bella la conclusione però di Masini. 80esimo, dentro il traversone, una spizzata, poi Merli Sala sbaglia a calciare, ma c'è Morosini che da terra riesce a inquadrare l'angolino alla destra di Giacomel. Segna il primo gol in bluceleste Morosini. Gol
sporco, fortunoso, uno dei primi in stagione per il Lecco. Merlisala qui non riesce a inquadrare la porta, ciabatta un po' il destro, ma trova Morosini sulla traiettoria e da terra Morosini è lesto a insaccare. 2-2. Grandi emozioni nella ripresa, una partita non bellissima ma ricca di emozioni. 86esimo. Qui Merlisala si fa uccellare e palla dentro. Attenzione perché prova la conclusione. 90esimo, dopo una lunga sosta per infortunio, Giacomel Kraja ci riprova con lo stesso tiro del 1-1. La risposta di Giacomel. Poi finiscono a terra diversi giocatori. Saranno 7 minuti di recupero, quasi pochi per l'interruzione di 6 minuti per soccorrere Giacomel. Finisce 2-2 la partita del Riga Monticeppi tra Lecco e Virtus Verona.